campo da taglio, eccolo qua. Lo mettiamo qui. Aggiungiamo una costruzione rapida e lo finiamo subito. Mettiamo anche tutti i lavoratori all'interno. Assumiamo quelli che non possiamo prendere e subito iniziamo a produrre mobili. Per quanto riguarda l'oro, qua come va? Oro, eccoci qua, aggiungiamone anche un altro. Responsabile nessuno per adesso. La centrale nucleare 76%. Allora, stiamo procedendo bene ragazzi. Dobbiamo vedere un pochettino di modificare qualcosa. L'ambasciata era da queste parti. Ah, finalmente la banca. Mettiamo un avido dentro. Aumenta il budget, tutto il denaro rubato viene messo nel nostro conto svizzero. Assumi. Ok. Nella biblioteca per adesso non mettiamo nessuno. Questo funziona. Qua funziona tutto. Benissimo. Vediamo di mettere qualche villa ragazzi. Per esempio nella sezione delle ville una zona residenziale adatta sarebbe questa qui, lontana da tutti e da tutto. Vediamo se possiamo aggiungere qualche villa. Ecco, proprio in questa zona. Una zona un pochettino più snob, diciamo. Ecco, mettiamogli 2 villette. Anzi, più che altro 3 villette. Una qua. Con 4.008 finiremo immediatamente i lavori. Abbiamo più gru di Dubai, ragazzi. Perfetto. La centrale la stanno per finire dopo 50 anni. Ok. Felicità, cibo 77, siamo scesi. Perché siamo scesi? Maiali, pontile, piantagioni. Ah, il pontile come va qua sotto? Vediamo, un po' abbondanti. Benissimo. Ne abbiamo solo uno però. Mettiamone un altro. Un altro bel pontile. Lo mettiamo qui. Ah, siamo troppo distanti dalla rete stradale. Perfetto. E adesso, la felicità ragazzi è il problema, diminuisce, cioè noi siamo pieni di soldi, facciamo vivere benissimo la popolazione e sono sempre scontenti, cioè non capisco perché l'intrattenimento adesso sta salendo e la sicurezza sta salendo anche, non ho capito perché siamo fermi ragazzi, comunque salviamo un attimino. Allora ragazzi, abbiamo fatto la nostra piccola pausa, vi ricordo che abbiamo bisogno di $500.000 per vincere, quindi già siamo sulla buona strada. Però il problema è rimanere fino al momento in cui ci sarà la possibilità di ottenere questi $500.000, perché la felicità è sempre al di sotto della norma. 42, proprio sono questi cittadini una cosa pessima, perché cioè io dico, gli stiamo dando qualsiasi cosa e continuano sempre a rompere le scatole. Cioè la felicità generale non capisco perché nei Caraibi è 58, noi abbiamo 71. Vediamo un pochettino il sostegno popolare è al 42, non la felicità in generale, ma perché questo avviene? Abbiamo una minaccia ribelle media, la fedeltà dell'esercito basso, mamma mia ragazzi, qua se c'è un colpo di stato ci mandano davvero a casa, quindi dobbiamo intanto accontentare un po' tutti. Facciamo un attimo di pausa, vediamo la fedeltà dell'esercito, abbiamo per adesso pochi soldati, prima ce n'erano abbastanza, vengono pagati anche molto bene alcuni. Allora, come possiamo fare ad aumentare la fedeltà dell'esercito? Reclutiamo qualcuno intanto dall'estero. Il palazzo, eccolo qua. Ecco, come possiamo fare ragazzi ad aumentare questo? Intanto per i mobili, rapporti con gli Stati Uniti, rapporti con i capitali. Allora ragazzi, questi soldi li spendiamo qui e costruiamo questi resort subito. Perché? Mettiamo un ufficio costruzioni qui. Visto che ci siamo, lo mettiamo ecco in una zona diversa, per esempio qua. Così questo ufficio costruzioni riesce a regolare un po' tutto. Ho capito ragazzi, c'è differenza tra felicità generale, che è buona, e felicità a livello politico. Infatti adesso dobbiamo migliorare questo. Basta costruire edifici dell'intrattenimento che non servono a niente. Va bene, finiamo. L'ufficio di costruzioni però è qui, Perché? È qua l'ufficio di costruzioni. Perché non possiamo costruire? Scusate, se io metto un ufficio di costruzioni qua vicino, per esempio qui, che succede? Vediamo. Ecco, non può essere costruito perché è troppo distante dall'ultimo ufficio costruzioni. Ma non capisco, se io faccio una strada per esempio così, si può fare? Vediamo. No. Maledetto, quanto ci vuole a mettere... ma io dico, perché non l'hai voluta mettere dove era prima? Ecco, cancelliamolo un attimo. Allora, se noi facciamo questo,
Ecco, colleghiamo una strada. Adesso possiamo costruirlo. Vediamo. Ecco, adesso possiamo farcela. Sicuramente anche questi. Quindi 1 e 2. Questo lo smantelliamo. Annulla la costruzione. Così abbiamo finito i nostri resort e abbiamo finalmente la possibilità di essere seguiti dai nostri capitalisti. Più capitalisti sull'isola, più capitalisti abbiamo, ragazzi, meglio è. Quindi 44%, avete visto? Aggiungiamo dei lavoratori in questi resort. Perfetto. La paga aumentiamola leggermente. Mettiamogli, per esempio, no, inventori no. Nessuno per adesso. Così arriveranno dei nuovi turisti nella nostra isola. Il problema è recuperare su questa sezione, quindi utilizzare le nostre missioni per andare avanti. La centrale nucleare finalmente è stata completata. Io direi di passare. Aspettate, ragazzi. Paga massima. Aggiungiamo nessuno per adesso. Smaltimento delle scorie tossiche. Annulla tutto l'inquinamento generato dall'edificio. Vediamo se possiamo iniziare a lavorare qua dentro. Velocizziamo un po' tutto. Vediamo quello che succede. Vediamo se ci entrano persone dall'università. Noi ce l'abbiamo un'università a Tropico. L'uranio a breve verrà trasportato. Ve lo dico io come, così. Gli facciamo una strada che passa qua. Così. Bene. Velocizziamo tutto. E la centrale finalmente inizia a lavorare, ragazzi. L'uranio a breve verrà portato tutto. E intanto noi ci prepariamo a passare di era. Salviamo. Ok, non posso, ragazzi, costruire campi da taglio per aumentare la felicità popolare se poi ci servono questi campi da taglio. Quindi è meglio far arrivare i capitalisti. Vediamo. Sono molto... Accetta, crea un programma nucleare. Allora, vediamo come possiamo creare il nostro programma nucleare. Il programma nucleare... no, di contraccezione no. Il programma nucleare... Aspettate un attimo, ragazzi, ci deve essere... Eccolo qua. Riduce il rischio di invasione straniera. Vediamo, abbiamo bisogno però di tantissima energia elettrica. Il programma nucleare lo mettiamo vicino alla centrale nucleare. Questa volta lo costruirò rapidamente, non aspetterò tutto sto tempo. Però è importante che inizi a produrre la nostra centrale nucleare. Per esempio, vediamo di portare il nostro uranio. Abbiamo scoperto una tecnica per eseguire la scansione del cervello e mostrarne i contenuti. Utilizzandola su di me abbiamo riscontrato un enorme spazio vuoto. E guarda caso, buona parte dell'universo è costituita da uno spazio vuoto. È solo una coincidenza? Non credo. Infatti. Allora, ragazzi, dopo questo attimo di pausa vediamo un pochettino. La centrale nucleare è stata finalmente ultimata. Io metterei adesso vediamo un pochettino una portaerei, visto che abbiamo adesso i nostri soldi. Mettiamo una portaerei proprio da queste parti, visto che la fedeltà dell'esercito è bassa. La mettiamo proprio qua a largo, così. Eccoci qua. Tropicali giganti, presidente. Infatti, i ribelli sono pronti a darci a fuoco. E noi aumentiamo il budget della nostra portaerei per il fuoco a volontà. Intanto, missione nuova. La nostra isola per Certo, esportiamo il petrolio per i rapporti con gli industriali. Intanto funziona anche il nostro negozio di mobili. Ecco, abbiamo assi e tutto il resto. Quindi, per adesso siamo a posto al livello di esportazioni. Il programma nucleare è stato messo. La felicità la lasciamo così, ragazzi. Non abbiamo per adesso... Attenzione. statistiche? Altri 4 edifici di Sembra intrattenimento. Che io continui a sottovalutarti. Più capitalisti sull'isola, ancora capitalisti. Mettiamo anche, vi ricordate il nostro scorso governo era un governo di sinistra, questo sarà principalmente di destra. Ci alleremo con i capitalisti. Allora, abbiamo detto degli edifici, cosa erano? Non l'ho accettata la missione o l'ho rifiutata, non me ne sono accorto. Mi sembra... Ho negoziato un accordo con il governo americano. Loro ci aiutano a sviluppare l'industria petrolifera. Noi gli facciamo lo sconto. No, che cosa? Rifiuta. Io ce l'ho i soldi per fare tutta questa roba, no? Non c'è bisogno. Il mondo è vittima di una grave crisi energetica. Il prezzo del petrolio cresce di ora in ora. Dobbiamo approfittare di questa situazione. Vediamo. Estorci l'Unione Sovietica, più 30 il prezzo del petrolio. E i rapporti con l'Unione Sovietica oppure con gli Stati Uniti. Vediamo un po'. Meno 10, ok, così siamo negativi nei riguardi di tutti e due, ma il petrolio salirà a livelli enormi. Un barile verrà venduto a 100.000 euro, 100.000 dollari intanto. Felicità aumentata. Che cosa dovevamo fare?
L'ambasciata, giusto, l'ambasciata. Dov'era l'ambasciata? La fedeltà dell'esercito però dobbiamo aumentare, ragazzi, eh? Oh, questo è il membro della casata. Fedeltà dell'esercito basso, 25 soldati. Vediamo se possiamo mettere la paga. La paga è alta, mamma mia. Cosa possiamo fare per l'esercito? Squadrone della morte personale, corazza reattiva per i carri armati, armi moderne, mitragliatrice. 72.000 dollari. Programma nucleare. Qua funzionano. Abbiamo addirittura diversi turisti. Perfetto, per i casinò. Per esempio adesso possiamo aggiungere un altro, per esempio Hacienda. 6 turisti culturali. Perfetto, lo mettiamo qui. Hacienda. Ok. Abbiamo addirittura le nostre zone per la cultura. Gli mettiamo anche un museo qua. E possiamo andare avanti così. Ragazzi, procediamo alla velocità della luce. Intanto stiamo avanzando. La cosa che mi preoccupa sono i militari. Però abbiamo la portaerei qua. Ok. Vediamo un pochettino come sta andando. La minaccia ribelle è alta. Abbiamo solo 24 soldati. Io adesso farei, ragazzi, un'altra. Ecco qua. Un'altra base militare la farei però. Sì. Un'altra la farei. La mettiamo per esempio in una zona come questa. Eccoci qua. Un pochettino più pericolosa, dove i ribelli possono colpire le nostre fabbriche, possono darci fastidio e distruggerci l'economia. Quindi una fabbrica qui, questa la facciamo subito. E gli mettiamo per esempio poi delle torri di guardia, per esempio delle torrette, una qua, sparse, una qua, ecco così ragazzi, in modo tale da tutelare le nostre industrie dai ribelli. Perfetto. Aumentiamo la paga a dismisura. Eccoci qua. Mettiamo degli agenti. Ok, adesso con questi 10.000 dollari finiamo anche le torrette. 1, 2. Questa la annulliamo. Finiamo anche questa. Qua ce n'era un'altra. No, ok. Una missione. Secondo i miei calcoli possiamo ancora un aeroporto, ok. Vediamo un po'. Un'altra missione. Dobbiamo renderci indipendenti dai combustibili fossili. Sì, hai ragione. Questo sì, certo. Però dobbiamo attendere i prossimi soldi. Senza soldi non si va da nessuna parte. Qua 20.000 dollari, qua 8.000 e qua 2.000. Ecco i soldi. Allora, combustibili fossili, turbine a gas. Eccoci qua. Abbiamo reso la nostra isola più verde. Ed essere verdi equivale a essere rossi. Le tue azioni possono non... Allora, 2 centrali di smaltimento gratuite per diminuire l'inquinamento. Così facciamo contenti anche i nostri ambientalisti. Vediamo dove sono. Credo che fossero qua. Eccole qua, riduce l'inquinamento nelle vicinanze. Ne mettiamo, ragazzi, una qua. Così. E un'altra qua. Perché inquinamento in altre zone io non ne vedo, Qua un pochettino di meno, ma la zona piena di inquinamento è questa, non c'è niente da fare. Cioè, una l'abbiamo messa qui e l'altra la possiamo... Questa è zona pure inquinata, magari la possiamo aggiungere anche qua. Ok, 11.000. Aggiungiamo anche una strada. Ok. Vediamo se può passare di qua la strada. Così. Maledizione, ste strade sul tropico sempre problemi creano. Vediamo di metterci meglio. Così, piano piano. Ok. Sono infuriato. Non posso Eccoci. credere a quello che è accaduto. Ecco ragazzi, i ribelli stanno lanciando un attacco e grazie a Dio ho posizionato le zone dei carri armati. Le portaerei iniziano a bombardare. Eccoci qua. Questa zona inizia finalmente a far fuoco. Eccoci qua, la mitragliatrice. Ragazzi, vedete un posto priorità elevata. Abbiamo ok. condotto delle verifiche approfondite. Sì, un attimo. Aspetta, qua ci stanno massacrando. Mitragliatrici anche da questa parte. Mitragliatrici anche qui, portiamole. Arrivano i carri armati contro i ribelli. Vediamo se le portaeree... Dove sono le portaeree? Ecco qua. Fuoco a volontà consente più di sparare anche quando i missili causerebbero danni. No, quale fuoco a volontà? Che cosa? Tanto stiamo cercando di attaccare. Vediamo un pochettino. I nostri carri armati sono arrivati. L'esercito sta arrivando anche dall'altra parte. Molto bene. Avevo ragione ragazzi. I ribelli dove sono? Eccoli qua. Questo è il capo dei ribelli, il maledetto. Dov'è? Buongiorno. Questo è il capo. Vediamo se possiamo ucciderlo ragazzi. Deve essere lui.
Ora te lo dico io. Uccidi, se il bersaglio è coniuge, corrompi, si scredita, create le prove, il bersaglio lascia ogni fazione della famiglia prova risentimento. Non di soldi, se il bersaglio è un coniuge... ragazzi, ma questo è il capo dei ribelli, esiliamolo. Lascerà l'isola con la propria famiglia. Sì, certo. Ti sei appropriato... addirittura dei soldi della famiglia. Via, via dalle scatole. Ancora i ribelli continuano. Vediamo dove sono. Carri armati sono pronti. Vediamo un po'. Vediamo. Eccoli. Quest'altra zona dovevo proteggere, ragazzi. Qui c'è un ospedale addirittura che è inutilizzabile. Arrivano i nostri aerei a bombardare i ribelli. Mamma mia. Vediamo se possiamo salire qua in alto. Ecco, stiamo arrivando. Vediamo un po'. Eccoci. Bersaglio prioritario. Tutto qui quello che sai fare? Mamma mia. Vediamo se i nostri uomini possono arrivare. Forza, ragazzi. Forza, sale anche il nostro presidente a combattere. Intanto qua funziona tutto. Ok, energia disponibile. Guardate un po', ragazzi, fin dove. Gli aggiungiamo delle sottostazioni elettriche per garantire questa energia anche nella zona principale. Che è successo? Oddio. Mi sono spaventato. Allora, tutti gli edifici, delle tecnologie, aiuti stranieri. Perfetto. Vediamo di aggiungere anche un'altra sottostazione elettrica qui. E un'altra costruzione rapida. Ok, così tutta questa zona finalmente verrà resa utile. La felicità è salita. E i ribelli sono qua, pronti a combatterli. Dibattito fra nazionalisti e globalisti. Io mi schiero in campo con i secondi. Sulla spiaggia e al Jolly Roger io do il benvenuto a tutti, a prescindere da età, sesso, etnia, religione e abilità con il surf. L'unica cosa che vi chiedo è di essere belli o fighi, o tutte e due le cose. Allora, stiamo continuando a bombardarli. Ne abbiamo uccisi un paio. Ok, siamo arrivati nella nuova epoca e adesso potremo finalmente dedicarci. Stampa in piccolo. Ok, nuovi principi costituzionali. Però prima l'acqua calda. Ok. Anzi, prima gli appartamenti moderni. Poi questo e poi questo. Fantastico. Allora, $142.000, ragazzi. Ecco le bombe cannonate dalla portaerea. Ancora, mamma mia. Ho capito, fanno fuoco quando sono negli spazi liberi. Ok, eliminiamoli. Tanto qua il programma spaziale, attenzione. Vediamo un po' quello che combina. Eccolo qua, che testano appunto qualcosa. Aggiungiamo qua intanto il budget massimo. Qui stanno proteggendo la fattoria. Eccolo qua, ribelli 6 su 6. Bene, ragazzi, mi sa che ce la stiamo cavando benissimo. La centrale nucleare credo che sta andando proprio alla grande. Guardate quanta energia che genera. 3.000 energia disponibile, quindi possiamo anche chiudere questa fabbrica. Vediamo che cosa è successo. Presidente, credo che sia ora di... 10 edifici militari. Ok, credo che la missione sia stata... sono ecco, conquistati dalla tua grande spregiudicatezza. più militaristi sull'isola, così siamo sicuramente più acclamati. Allora, vediamo un pochettino se ci sono altri ribelli che rompono le scatole. Intanto Costituzione. Ok. Editti. Adesso anche la sezione moderna. Adesso vedremo un po' di fare tutto. Perfetto, voglio eliminare gli ultimi ribelli, ragazzi. Li abbiamo sconfitti. Vediamo dove sono gli ultimi ribelli. Stiamo vincendo questa battaglia. Quando il tuo dittatore compra mitra d'oro per le sue guardie, vuol dire che l'economia fila eccoli. gonfie vele. Qui l'ospedale funziona. Quest'altro ospedale è discreto. Mettiamo anche un'altra ala ospedaliera in più. Il museo escursione, migliore di 25 tutte le scuole superiori nelle vicinanze. No, non c'entra. Altri ribelli qua, guardate. Che fanno questi? Carlo Sibra, mamma mia, eccolo qua. Buonasera. Questo altro... deve essere il capo dei ribelli. Esiliamolo, ragazzi, via dalle scatole. Eccolo qua, tu. Non sei riuscito ad appropriarti delle ricchezze della famiglia. Però l'abbiamo esiliato, l'abbiamo tolto dalle scatole. Va bene. Turisti al massimo, anche qui, perfetto. Quindi ragazzi, per oggi può bastare così. Ci siamo dedicati a tantissimi miglioramenti e rinnovamenti a Tropico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.